Amici bellini, ieri abbiamo chiuso la live un po' troppo presto, perché poi al 93esimo Ante Rebic, di conseguenza questa vittoria aumenta ancora di più di valore, perché lo sapete il quando, quindi in attesa di Atalanta-Roma, di Roma-Atalanta, quello che sarà, cominciamo. Questo effetto Matrix che vorrei che voi lasciaste un like sull'effetto. Sto facendo delle cose che non esiste proprio, sto costringendo il mio computer vecchio a fare delle cose ed è più bravo di quello nuovo, alle volte il vecchio per il nuovo, ma togliamo da mezzo una sola, se no va a finire che benvenuto Davide passa l'acqua e benvenuti a tutti i nuovi iscritti, siete aumentati, possiamo aumentare di nuovo per il mio video preferito, il mio contenuto preferito, cioè l'analisi, screenshot, le cose che non si vedono negli highlights. Oltretutto, buona notizia, non si può perdere tempo, io avevo pensato domani magari faccio il recap eccetera eccetera, ci sarà conferenza di Antonio Conte, quindi pre-Lazio, quindi abbiamo possibilità di fare i contenuti, grazie Antonio, grazie Napoli, andiamo agli screenshot, un macello con tutti i cavi, alle volte i computer preferiscono USB-C, alle volte la USB normale, tutte le prolunghe. Mi serve qualche esperto, contattatemi in privato, roba di Macintosh, di OBS, di chip M1 invece di... allora, la prima occasione capita al Torino, questa è la... Buongiorno si prende comunque 6, però secondo me, come abbiamo detto anche ieri, ha sentito un po' la partita, marcatura un po' più larga in questo caso, la palla finisce proprio in mezzo tra Buongiorno e Olivera che stava arrivando, siamo al terzo minuto, insomma qua ce la siamo cavata perché Adams di testa la mette al lato, diciamolo. Però a me è piaciuto molto come il Napoli ha attaccato. Mi devo fare più piccolo perché sennò non vedete le cose. Kvara, grande partita di Kvara, mi è piaciuto tantissimo come il Napoli ha attaccato, contate quanti uomini, in questa è l'azione dove ovviamente su questo cross di Kvara Lukaku con Coco alle spalle riesce con un colpo di tacco a deviare, però io devo sottolineare che c'è Olivera qua, l'inserimento che fa la sovrapposizione interna di Lorenzo qui al limite dell'area, qua dentro c'è Politano, c'è Anghissà, c'è McTominay e c'è Lukaku, i margini di miglioramento dove si cominciano a vedere nel voler riempire di più l'area, nell'attaccare con molti più uomini, almeno quando siamo sullo 0-0, cioè il Napoli non disdegna di riversarsi nell'area avversaria quando il risultato è in bilico, poi magari quando abbiamo fatto quel gol siamo un po' più accorti e che gli vuoi dire, però attacchiamo con tanti uomini e si creano pericoli. Idem qui, il cross stavolta è di Politano, molto spesso questa cosa che io mi sono permesso di dire spallettiana, cioè di andare a sovraccaricare uno dei lati per creare delle difficoltà e poi andare a chiudere sul secondo palo, sul lato debole. Il Napoli lo comincia a fare, abbiamo visto, lo vedremo con Anghissà nell'occasione del gol di McTominay, ma lo vediamo anche qui. Kvara spesso è finito dall'altra parte, ci saranno anche un paio di azioni che non finiscono negli highlights ma che io vi mostrerò, altrimenti qua che ci siamo a fare. Se tu lo fermi, se tu non puoi prendere l'auto e ti dicono che devi stare a casa, non puoi prendere il motorino, devi stare a casa. E qui sul cross di Politano Kvaria la deva di testa, e qua una parata anche spettacolare, secondo me questa qui, certo il pallone è abbastanza improvviso ma è facile perché è ben posizionato, Milinkovic Vania e la smanaccia in avanti, però ancora una volta guardate quanti uomini stanno qui a riempire l'area, è una goduria, questa è proprio una goduria assoluta. E anche nell'occasione del gol lo possiamo vedere, Politano qua, Lukaku qua, sempre Di Lorenzo in questa zona al limite dell'area quando l'azione si sviluppa sul lato sinistro. Anghissà, questo è Anghissà che in questa zona aveva creato il panico. Kvara, la scarica per McTominay, qua c'è anche Olivera, insomma tanta roba. Segnaliamo un nuovo leader carismatico in città ed è Nikita Contini, di cui si dice un gran bene, e nell'abbraccio generale Nikita spesso sta vicino a Conte
E insomma, non avrà molto spazio perché tra Meret e Contini e Caprile si divideranno insomma il minutaggio. Coppa Italia vediamo se giocherà Caprile. Nikita Contini deve essere un altro tipo di figura e lo vedo secondo me sul pezzo anche sotto questo punto di vista. Sono importanti anche gli spogliatoi e l'affiatamento, specialmente quando hai poche partite da giocare senza le coppe, bisogna stare tranquillissimi in panchina, e quindi figure come queste secondo me aiutano. Qua l'arbitro si marca a Politano, si marca quello del Torino, lo spinge verso Politano, succede una cosa incredibile. Politano non ha fatto secondo me una partita straordinaria, mi resta nella memoria il non tiro, però se lo marca pure l'arbitro diventa difficile. Ecco un altro esempio del sovraccarico di una fascia, di una banda, parliamo con le parole di Conte. Kvara sta qui, Olivera sta qui, che bellezza, vuol dire che sono arrivate da queste zone, e questa è l'azione che poi porterà Olivera al centro dell'area a battere di testa, riusciamo a mettere il cross e nell'area c'è tanta gente. Grande parata Savic in questo caso, guardate quanti ce ne sono, sono 3 di loro più uno, insomma va giù bene per un portiere alto, non è facile, e qui abbiamo rischiato seriamente lo 0-2. 0-2 lo abbiamo rischiato anche qua. Simeone fa una cosa bellissima, controllo, palleggio, sombrero e tiro. Qua fa un'altra grande parata, questa potrebbe essere sottovalutata, questa parata di Milinkovic Savic, ma invece no. E Simeone in quei pochissimi minuti fa 2 o 3 cose molto belle. Anche il gol annullato a Neres parte da Simeone, e ve lo faccio vedere qui. Simeone recupera palla in questa zona, la protegge, se la porta avanti e poi vede il movimento di Oliver servendolo sulla corsa in profondità. Neres nel frattempo sta galleggiando sulla linea del fuorigioco, purtroppo sarà millimetrico, non ce l'hanno manco fatto vedere con le linee, ma questo è più o meno il momento in cui, pure bello il passaggio in profondità di Olivera, però Neres è partito un microsecondo prima, Olivera ha ritardato un attimino, proprio microsecondi, il passaggio, purtroppo. Però resta la freddezza, resta l'aver mantenuto il pallone basso col portiere in uscita, aver messo il pallone tra corpo e braccio. Sono importanti queste cose, perché la prossima, perché ne abbiamo viste di situazioni a tu per tu col portiere che o gliela tiri addosso cercando di infilarti in mezzo alle gambe, oppure fai il pallonetto e sbagli e non prendi la porta. Facciamolo un plauso a Neres sotto questo punto di vista, non gioca mai ma resta sempre sul pezzo. Tra l'altro quanto è bello Oriali. E poi un po' di cose che negli highlights veramente non si vedono. La costruzione del Napoli a 3 con Lobotka che si abbassa tra i due centrali, Rachmani, quindi Rachmani e Buongiorno, si abbassa Lobotka, mi piace tantissimo. Posizione di McTominay più bassa, non già di partenza vicino a Lukaku, più partecipe alla costruzione, si creano degli accoppiamenti, delle situazioni complicate, anche perché togli un punto di riferimento al Torino e si va a cercare la zolla. Lorenzo sta qua, in questa zona hanno creato superiorità numerica sulla banda, Olivera e Kvara insieme, e quindi insomma si studia per essere un po' più imprevedibili in fase di possesso. Non esce negli highlights anche l'occasione clamorosa di Coco, qui la vera e propria magia la fa Sanabria perché fa passare sto pallone in mezzo a 3 e qui nemmeno è fuori gioco. Non sappiamo se poi millimetrico come Neres potrebbe essere stato millimetrico anche il fuorigioco di Coco sul passaggio, però qui ce la siamo cavata perché la palla è finita su un difensore che è inciampato sul pallone. Qui se lo teneva Di Lorenzo e poi se l'è un po' perso. E si vede qui, a me sembra dietro alla palla. Posso tirare una linea immaginaria, ma è impossibile. Che tiro, è tutta storta così. Potrebbe la testa, perché non guardate la mano, ma la testa o la spalla stare davanti al pallone, non lo so, non lo sapremo mai, per fortuna è inciampato. Mi sento di confermarvi lo scambio di persona. Qua
verrà ammonito Coco, ma il fallo lo fa Masina, si incrociano le gambe. In questo momento, quando Anguissa sta cadendo in questo sandwich, Coco non lo sta toccando proprio, quindi viene ammonito Coco, viene ringraziato, viene risparmiato, graziato Masina. Il break che fa McTominay partendo da dietro come godo proprio infinita. Lasciate il like perché godo, perché ve l'avevo detto un sacco di tempo fa. Break di McTominay che anticipa l'avversario e riparte in avanti. Questa è l'azione che porterà al non tiro di Politano. E bravo Lukaku a scaricare no look di tacco, visto che Milinkovic-Savic è andato incontro senza intervenire. Però qua si è spalancata la porta e la palla sta arrivando a Politano e qua non lo so, di punta fai un fatto strano. Invece aveva già caricato un esterno sinistro che poi verrà deviato qui e sono rimasto un po' male, onestamente. E questa è la faccia che ho fatto io quando ho acceso le app e ho detto, ho visto il gol di Ante Rebic, perché questo aumenta poi il valore di questi 3 punti in questo momento e non dispiace onestamente avere un po' di vantaggio. Insomma, diamoli i numeri, i voti inutili, quelli che dovete anche contestarmi. Che voto date a Meret? Io lo voglio dare il 6, non è un senza voto perché qualche uscita su qualche calcio d'angolo morbido le ho vista. 6 per Meret. Do 6 a Di Lorenzo, partita onestissima, tutti i movimenti che fa senza palla non li dovete sottovalutare, si perde un po' Coco in quell'occasione. 6. Voglio dare un bel voto a Rachmani, voglio dare 7,5 a Rachmani, perché nel giorno in cui Buongiorno ha avuto un momento di flessione leggera, perché Buongiorno comunque si prende 6, non è che va sotto la sufficienza, sale in cattedra il mio difensore normale, normalissimo, interventi normali, puliti, senza fronzoli, senza cincischiare, via, pallone via, è andato, siamo al sicuro. E quindi di pulizia, grande partita di Rachmani. 7,5, 6,5 ad Olivera, lo stiamo vedendo partecipare sempre di più, così dai una mano a Kvara, arriva al colpo di testa, bene, qualche colpo di testa in difesa che poi finisce ad alleggerire, che finisce in questa zona dove poi arrivano i centrocampisti avversari, lì si può fare qualcosa di più, ma sto vedendo una crescita di Olivera costante. 6,5 Anguissa, effettivamente a tutto campo, quando anche lui lo mettiamo in questa zona diventa fa la differenza, diventa fondamentale. 7 a Lobotka, magari quel mini video che mi ha mandato l'amico Bellino dallo stadio lo posto sugli altri social, dovete capire con la Lobotka Cam che cosa fa questo ragazzo, è qualcosa di straordinario. E diamo un bel 8 a McTominay, perché oltre al gol fa una partita completa, corre più chilometri di tutti gli altri, copre più campo, è tosto fisicamente, fa un gol non banale. Se oltre al gol ci aggiunge la prestazione di presenza proprio fisica anche nel centrocampo, ecco che diventa ecco che il mercato pesa su questa squadra. 8. Do 6 a Politano. Il non tiro gli fa abbassare una partita comunque generosa che probabilmente poteva meritare un 6,5. 6,5 a Lukaku, in crescita, un duello lo perde, uno lo vince, uno lo perde, uno lo vince con Lukaku, Coco. Va molto vicino al gol, va molto vicino all'assist. Assist che invece lo diamo a Kvara, anche se potrebbe esserci una deviazione del difensore, e si prende 7. Dopodiché 75esimo entra Spina, che non finisce qua, ordina Conte il 5-4-1, quindi con Lobotka più qua, con Anguissa più qua, con Kvara pronto comunque ad aiutare Lukaku, ma in questa zona Kvara avrà 5 minuti per fare questo, perché poi entra Neres nella zona sua, cambio che oramai conosciamo a memoria. E all'87esimo Simeone e Folorunsho si vede poco, Simeone invece si vede. Io voglio dare 6,5 a Simeone e 6,5 anche a Neres, perché con questi pochi secondi avere comunque un impatto sulla partita per me non è poco. Insomma, una delle cose che mi piace farvi vedere è l'attack momentum, e c'è una maggioranza di attack momentum del Napoli. Il Torino ha avuto un momento all'inizio e un momento dopo il gol, poi nel secondo tempo però c'è stato abbastanza dominio da parte nostra, confortato da un 52, quindi un leggero dominio
per quanto riguarda il possesso palla, ma molti più XG, molte più occasioni e 5 parate del portiere di Milinkovic. Bello vedere le posizioni medie, questo è Kvara, vedete come compare anche a destra, come lo stesso Anghissà compare anche a sinistra. Piace sottolineare, vedete, l'aumento della precisione dei passaggi di Lukaku. Siamo 13 su 14, mica male, perché gli attaccanti molto spesso circondati sbagliano l'ultimo passaggio. Questo è un momento di crescita. E a testimoniare la partita non brillante di Buongiorno, vedete, per lui 83% di precisione nei passaggi, che diventa 91% per Rachmani. Non è solamente fare il difensore, non è solamente vincere i duelli con gli attaccanti, ma anche l'impostazione, lo sappiamo bene. Di conseguenza vado a lavorare ancora su queste cose grafiche per cercare di darvi dei contenuti più gradevoli possibili, anche all'occhio, anche alla vista e anche all'olfatto, se fosse possibile. Lasciate un like e ci prepariamo già, perché diciamo, avere questa partita stasera è importante come tutte le altre, e siamo già pronti per la conferenza di domani, il recap. Dobbiamo fare la cosa perché la Coppa Italia, lo so, a qualcuno potrebbe non interessare, a me invece interessa moltissimo. Quanto è importante per la Coppa Italia? Vi interessa la Coppa Italia? Volete vincere tutte le competizioni? Quanto sarebbe importante? Perché tutti dovrebbero poi